Rinaldi. Volevo mettere una fotografia di entrambi, Attilio e Silvio, due ufficiali di marina di Vittorio Veneto, da cui abbiamo preso spunto per partire con questo insieme di persone legate in qualche modo al mare, alla strategia e alla geopolitica. Il CESMAR è un'organizzazione abbastanza complessa perché lavora a livello nazionale, quindi abbiamo persone, soci che sono sparpagliati in tutte le città italiane, da nord a sud, e riusciamo comunque a mandare avanti tutta una serie di problematiche producendo delle ricerche. Una delle ricerche è quella che abbiamo messo in visione oggi qui nella sala civica. La nascita di questa idea delle conversazioni geopolitiche si deve a una spinta della Banca Prealpi, che mi ha chiesto di pensare a un'uscita di geopolitica sul tema delle elezioni americane, e da lì siamo partiti e abbiamo sviluppato, grazie all'avvocato Riponti, il tema poi dell'Armenia e successivamente, ultimo, quello del Medio Oriente, o meglio Vicino Oriente, visto però nell'ottica dell'Arabia Saudita. Io con questa breve introduzione del CESMAR avrei ultimato. Vorrei solamente ringraziare nell'ordine Gianandrea Gaiani, il dottor Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi e Difesa, per aver accettato l'invito, l'avvocato Riponti, che svolgerà un ruolo importante di moderatore della giornata, il dottor Renzo Piccin per le idee che ci ha dato, perché è uno di quelli che ha contribuito al progetto, al professore Enrico Padoan, che ha subito colto al volo l'idea che abbiamo avuto e diciamo, ci ha aiutato a metterla in pratica insieme al Comune di Vittorio Veneto. Questo entusiasmo da parte dell'amministrazione secondo me è stato veramente uno dei punti fondamentali per partire con queste tre conversazioni. Naturalmente la Banca Prealpi, nel presidente Antiga, il presidente Salvador di Noi per Noi e Andrea Scopelliti, che hanno permesso che questa attività si potesse tenere, Luigi Frassinelli per il sostegno e Vive TV che si è offerto di fare la diretta televisiva in modo tale che tutti i soci del CESMAR, ovunque essi siano, possano assistere a questa diretta. Abbiamo dei soci anche in Perù, quindi immaginate, sarà molto bello per loro poter assistere a questa diretta. Naturalmente vorrei ringraziare tutti i soci CESMAR che sono venuti, chi dal Friuli, chi da Rimini, chi da Treviso, chi da altre parti, dalla Spezia, per essere presenti oggi, e quindi li ringrazio tutti quanti per aver avuto l'attenzione di essere qui presenti per questa attività. Naturalmente, per ultimo, saluto chi sarà in streaming, ma saluto anche tutti quanti voi che siete qui con noi questa sera, che hanno trovato il tempo da dedicare a questa attività. Ringrazio anch'io Vive TV che riprende questa occasione di incontro molto interessante. Ringrazio anche perché, conformemente allo spirito di CESMAR, è bello dare uno spessore, un'apertura anche di comunicazione molto larga. Io per esempio ho la mia figliola che in questo momento è a Tokyo e da Shinjuku mi ha detto: papà, mi perdo la prima conferenza. Ho detto no, c'è Vive TV che assicura anche questa opportunità, e a prescindere da questo caso specifico folcloristico familiare, è molto interessante l'opportunità di allargare gli orizzonti il più possibile a quella che è una platea che dovrebbe essere molto, molto interessata, perché il tema è molto interessante, perché è un tema di geopolitica, ma che involve moltissime altre implicazioni che vanno dalla geoeconomia alla geostrategia alla geodemografia, con tutte le tematiche che la nuova amministrazione americana statunitense si trascina inevitabilmente dietro. Per parlare questa sera, e questo è il ringraziamento più grande che io devo porgere, per parlare di temi così interessanti, così particolari, così attuali,
ma anche così inesplorati proprio perché si sono concretizzati soltanto da pochissimi giorni, abbiamo un grande analista, uno degli analisti di sicurezza e difesa più importanti e autorevoli che abbiamo in Italia, che ci ha onorato con la sua presenza, Gianandrea Gaiani. Grazie. Gianandrea Gaiani dal 2000 con il suo network, la sua rivista online analisidifesa.it è una voce autorevole e importante, è una voce interessante e gratificante che è piaciuta subito all'ammiraglio Domini e per quanto posso dire anche a me, perché è una persona che non è soltanto un opinionista, lo è molto autorevole per i principali quotidiani italiani, dal Mattino a periodici come l'Imes, ma ha scritto per quasi tutti i quotidiani a tiratura nazionale, non soltanto perché è un opinionista anche delle televisioni, di Mediaset, di Sky, della RAI stessa. È un penna importante, un ottimo, eccellente scrittore sulle tematiche dell'analisi strategica, perché ha scritto dei libri, per esempio sulle guerre di pace d'Italia, Iraq, Afghanistan, un libro che è stato quasi un bestseller, cosa non proprio usuale data la tematica particolare che si andava ad affrontare e molte altre problematiche. È un docente, insegna in moltissimi master, analisi geostrategica e intelligence, in master in numerose università italiane che vanno da Udine a Trieste, a Urbino, a Viterbo, a Roma, a Milano. Quindi una figura poliedrica che ha avuto modo di apprezzare, di scandagliare i temi dell'analisi geostrategica e geopolitica sotto diversi punti di vista. Un punto di vista che a me piace molto ricordare è che lui è anche stato un inviato sul campo, ha operato sul campo. Ha fatto 21 anni in tutti gli scenari dei grandi conflitti internazionali in presenza, non soltanto in biblioteca. Quando ero più magro e più giovane. Parlando all'ammiraglio Domini e a me è un argomento estremamente delicato questo. Tornando all'impegno di Gianandrea, dalle aree balcaniche a quelle medio orientali, all'Africa, Mozambico, Sahel, lui ha conosciuto in prima persona. E Cesma ha nella sua filosofia, nel suo DNA, proprio l'impegno diretto in prima persona. Voi, magari molti di voi conoscono l'ammiraglio Domini. L'ammiraglio Domini è stata una, possiamo dirlo, gloria per la nostra marina militare. Ha comandato grandi missioni internazionali di peacekeeping o comunque di monitoraggio di aree sensibili per la nostra marina militare. Il territorio vittoriese, come ricordava prima l'ammiraglio con i fratelli Bonaldi, ha dato grande lustro alla marina militare italiana. Anche in questo caso Cesma esprime un impegno che si è concretizzato anche sul campo, nella concretezza. Quindi io ringrazio veramente Gianandrea di essere qui con noi e di darci quelle che sono le sue chiavi di lettura, i suoi lumi su questo evento così importante. È un evento assai peculiare. Il ruolo geopolitico degli Stati Uniti d'America nell'ultimo secolo è noto a tutti. Ci si trova di fronte a quello che è uno dei principali protagonisti di quello che può essere lo scenario internazionale. Evidentemente proprio il ruolo e l'importanza degli Stati Uniti d'America, il ruolo e l'importanza che ha avuto questa peculiare elezione, che per certi aspetti ha anche sconvolto dei canoni convenzionali, tradizionali, dei binari usuali dell'esperienza politica elettorale, proponendo e additando in questo momento dei nuovi scenari, ci impone una riflessione. La prima riflessione che mi faceva piacere, Gianandrea, quando devi proiettare delle slide lo puoi fare anche tranquillamente. Sì, discutiamo, sì. Ecco, perfetto. La prima cosa che mi faceva piacere chiederti è proprio un'analisi di portata generale su quale sarà il diverso ruolo che gli Stati Uniti d'America andranno a recitare con l'amministrazione Trump
su quelli che sono i diversi contesti globali di tensione. Poi magari scendiamo nel dettaglio uno per uno, però mi faceva piacere capire come si atteggerà, a tuo modo di vedere, questa nuova amministrazione con questa compagine di ministri così particolare, con la figura, no? Di rottura, vogliamo dire. Esatto. Di rottura. Prego. Grazie Danilo, grazie per questo invito. Non è la prima volta che vengo a Vittorio Veneto, non è la prima volta che vengo in questa sala e ci torno sempre con grande piacere perché il posto è stupendo. Quindi ringrazio il CESMA, l'amministrazione comunale, tutti coloro che hanno lavorato per consentire questa serata, per avermi invitato, ma soprattutto ringrazio voi che riempite la sala. Per me vedere una sala piena quando si parla di geopolitica, ovviamente se poi ci sono anch'io da questa parte ancora di più, mi riempie il cuore di gioia. Quindi grazie per aver dedicato questo tardo pomeriggio a questo evento. Ma io credo che l'impatto dell'amministrazione Trump, noi possiamo immaginarlo prendendo, perché deve ancora insediarsi, posso fare una battuta, hanno provato ad ammazzarlo prima del voto, io non credo che chi voleva farlo fuori possa aver necessariamente rinunciato a farlo adesso che ha vinto le elezioni, anzi. Detto questo, noi abbiamo due elementi su cui da prendere in esame per ipotizzare cosa farà Trump. Le cose che ha detto in campagna elettorale, che dice adesso, che sta facendo in queste ore, nominando nei vari incarichi più delicati, dal Pentagono all'intelligence, alla sanità e agli esteri, persone di rottura, politici, di rottura rispetto al passato, rispetto alle amministrazioni precedenti, rispetto a quel deep state di cui tante volte si parla e rispetto anche a quel mainstream di cui tante volte si parla. Perché cito anche il mainstream? Perché qualche giorno fa Trump ha fatto un intervento molto importante, a mio parere, sulla libertà d'espressione, che in America è sancita da un emendamento importante della Costituzione, che in tutte le democrazie è sancita, al punto che tante volte la si dà per scontata, cosa che invece non si dovrebbe fare, perché negli ultimi tempi in America, ma anche in Europa, abbiamo visto leggi restrittive sul controllo del web, censure, che servono, ovviamente il pretesto è combattere la disinformazione. Poi ognuno poi può decidere che cos'è disinformazione, che cos'è informazione, diventa un po' difficile per qualunque volontà d'approfondimento. Orwell ci dà qualche idea in proposito, no? Con 1984. Ma in America questo dibattito è esploso pesantemente proprio nella fase finale della campagna elettorale, quando esponenti di spicco del mondo del Partito Democratico, penso a John Kerry, ha detto pubblicamente: no, noi dobbiamo eliminare il primo emendamento, le leggi che consentono la libertà di espressione, perché solo eliminandolo possiamo combattere la disinformazione oggi attribuita ai russi, domani attribuita forse ai cinesi o a chiunque altro. Trump su questo ha eretto un muro, ha detto: se io verrò eletto questo non succederà mai. L'altro, quindi lui si pone come elemento di rottura rispetto al recente passato e di continuità rispetto al suo primo mandato, che è stato caratterizzato da alcuni elementi: rafforzamento militare degli Stati Uniti, approccio piuttosto energico nei confronti degli alleati europei. Volete il nostro ombrello nucleare? Pagate, avete da pagare, come dico a Roma, e se spendete per la difesa meglio, soprattutto se spendete per la difesa comprando prodotti americani. Trump diceva: siccome l'Europa esporta in America molto di più di quanto l'America esporta in Europa, allora per pareggiare i conti voi comprate armi americane. Questo lo dice nel primo mandato. Quindi noi abbiamo due elementi di riferimento: quello che ha detto in campagna elettorale, quello che sta facendo in queste ore, e quello che ha fatto nel suo primo mandato. Però prima di fare questa valutazione, vado avanti io? Sì, voglio farvi vedere questa cartina che rappresenta la divisione del voto americano per contee. Le zone blu sono le contee dove ha vinto, non gli stati, le contee dove ha vinto Kamala Harris, quelle rosse dove ha vinto Donald Trump. Allora abbiamo un problema, tutti noi
tutti noi in Occidente, in America, in Europa, in Italia, un grosso problema a mio parere, di cui non si parla mai, e secondo me questo è un dato preoccupante, perché se tutti i sondaggi, tutti gli elementi di analisi, tutti i dati che sono emersi fino al giorno del voto ci dicevano, ve lo ricordate, sarà un testa a testa, il rischio è una spaccatura degli Stati Uniti. Io per primo a TGCOM 24 ho detto no, attenzione, se il voto sarà testa a testa all'ultimo voto in un contesto elettorale come gli Stati Uniti, dove si fa cioè il sistema elettorale americano scoraggia il voto, devi registrarti per andare a votare, in alcuni stati devi presentare i documenti, in altri no. Però è un sistema, avendo il voto postale, già contestato in passato, è un sistema che si presta ai brogli o si presta a denunciare brogli. E se c'è un testa a testa, quello che perde potrebbe non accettare la sconfitta, soprattutto se perde di qualche migliaio di voti, no? O di grandi elettori, o qualche unità, una decina di grandi elettori. Allora, questo tema era, che sembrava fino al giorno del voto molto ragionevole, anzi forse il rischio di instabilità degli Stati Uniti dopo il voto, erano dei rischi che molti analisti, io per primo, consideravo molto probabile. Ma era sbagliato, perché? Perché era sbagliato tutto quello che è stato detto rispetto a questo voto, perché ci sta in una qualunque elezione che un centro studi, un istituto demoscopico, sbagliano le previsioni, ci sta, ma che tutti le sbaglino non ci sta, soprattutto in un sistema come il nostro che offre anche tecnologicamente molti strumenti per avere una visione il più possibile vicina alla realtà. Poi in certi stati contesi possiamo dire c'era l'incertezza, ma qui non c'è nessuna incertezza, possibile che nessuno se ne fosse accorto. Allora attenzione, perché io da anni mi occupo di comunicazione, i sondaggi, gli opinionisti dovrebbero servire a fotografare la realtà, ma possono servire anche a orientare la percezione. Anzi, spesso dipende anche da come vengono poste le domande. Se tutti hanno sbagliato, vuol dire che tutti hanno cercato di raccontarci una storia diversa da quella reale. Il giorno del voto, ti rubo ancora un minuto, il giorno del voto CNN fa degli exit poll, ma ovviamente a urne aperte non è che può chiedere per chi hai votato, no? Però si fanno 3 domande a chi esce dal voto. Sei contento? La tua vita è migliorata negli ultimi 4 anni o è peggiorata? Le tue condizioni economiche sono migliorate o peggiorate? La percezione che hai della sicurezza negli Stati Uniti dove abiti è migliorata o peggiorata in questi 4 anni? Il 70%, 65%, 73% a seconda delle domande erano risposte negative. La mia vita è peggiorata in questi 4 anni. E io mi sono chiesto, ma possibile che queste domande nessuno le avesse poste durante la campagna elettorale, perché le risposte a queste domande fotografano questo, quello che poi è successo, e nessuno ce lo ha detto prima. Allora abbiamo un problema che si chiama informazione, informazione, informazione. Abbiamo 3 problemi che si chiamano nello stesso modo. Informazione rivolta all'elite, informazione rivolta a noi, al pubblico, informazione rivolta all'informazione, perché un'agenzia di stampa viene poi ripresa da tutti gli organi di stampa. Un problema serio, e non è la disinformazione russa, è la nostra disinformazione. Per me non interessa uno che è simpatico a Trump, uno che è antipatico, non è importante questo. Oggi riguarda Trump, domani potrebbe riguardare un altro personaggio, ma quello che ci hanno raccontato in mesi di campagna elettorale erano bugie. Il voto lo ha non dimostrato, lo ha reso talmente evidente che infatti nessuno ne parla di questo tema. E allora è chiaro che anche come reazione a questo contesto, che in America è molto dibattuto, la posizione di Trump sarà ancora più di rottura col sistema precedente rispetto a quanto ci si potesse anche aspettare. Poi possiamo vedere. Tu mi hai chiesto una valutazione generale. Vedi, rapidamente la rivoluzione Trump, vogliamo chiamarla
chiamarla così, rivoluzione perché non in senso né positivo né negativo, ma perché va a cambiare tutto, o punterà a cambiare tutto, se ci riuscirà. Fa terminare in termini di politica internazionale l'egemonia dei neocon, movimento che non è, quello dei neocon non è un movimento legato al Partito Democratico, per intenderci è il movimento che animò le guerre di George Bush in Afghanistan, ma soprattutto in Iraq, e che si basava all'epoca su una valutazione molto interessante. Mi ricordo che aveva scritto dei libri importanti su questo. L'America intanto deve avere una postura imperiale, questo era l'assioma su cui ci si basava, e la valutazione era dopo l'11 settembre 2001, quindi mi sembra passata una vita, ma sono poco più di 20 anni, che se il mondo islamico esprimeva l'azione terroristica più su vasta scala era perché il mondo islamico era rimasto in buona parte impermeabile alla democrazia, quindi l'esportazione della democrazia divenne in quegli anni uno dei manifesto. A mio parere io non sto a dare giudizio ovviamente, però avrebbe potuto avere successo quel disegno, perché in fondo se ci pensiamo anche da noi, anche in Giappone, anche in Germania la democrazia è arrivata con le baionette, le cannonate, i bombardieri, no? Quindi ci stava anche il parallelo storico. Il problema è che gli americani sono sbarcati da noi nel 1943 e ci sono ancora qui ad Aviano, due passi, in Germania anche, in Giappone pure. L'idea dei neocon di andare in Iraq, in Afghanistan, cambiare tutto, dopo 5-6 anni venire a casa, ha determinato il fallimento delle politiche neocon di quell'epoca. I neocon sono quelli che con i democratici hanno alimentato il confronto con la Russia, con la Cina, con i risultati che noi oggi vediamo. Ovviamente la risposta di Trump è basta con queste politiche. E lo fa, prima l'assessore diceva, ma gli americani hanno guardato anche alla politica estera nel votare marginalmente, perché normalmente l'elettorato americano guarda al suo portafoglio, alle sue condizioni di vita, alla sua sicurezza. Qualche mese fa la CBS News mi pare fece un esperimento a un incrocio, mi pare a Washington, mise una mappa del mondo chiedendo ai passanti di collocare l'Ucraina, e sono venute fuori delle indicazioni spaventose, cioè la gran parte non sapevano neppure collocarla in Europa, no? Per intenderci. Quindi l'americano medio non si interessa molto di quello che accade fuori dagli Stati Uniti, sicuramente però è sensibile ad alcuni messaggi che Trump ha saputo ben interpretare. Riporterò a casa molti soldati che oggi sono all'estero. Nel primo mandato chiuse 20 anni di guerra in Afghanistan, con un accordo con i talebani che poi andò a finire con quella disastrosa fuga da Kabul nell'agosto 2021, quando però era già presidente Biden. Infatti c'è stato un rimpallo, no? Trump ha attribuito a Biden quella figuraccia, vogliamo chiamarla così, in cui tutti gli occidentali, gli americani per primi, sono scappati da Kabul riconsegnando l'Afghanistan ai talebani, e Biden, o chi per lui, gli rispondeva sì, però l'accordo di pace con i talebani l'hai firmato tu. Quindi noi possiamo immaginare, anche dalle ultime dichiarazioni, che voglia interrompere questo tipo di egemonia anche culturale, e quindi con egemonia culturale che Trump combatterà con la lotta alla censura, l'ha già detto chiaramente nello speech dell'altro giorno, sui social, nel public speaking, in qualunque contesto e sui media. Non ha molta considerazione del mondo mediatico americano, del grande circo mediatico americano. Lotta all'immigrazione illegale, quello è un punto fondamentale che ha contribuito a fargli avere un sacco di voti, perché il problema è percepito da tutti, a tutti i livelli, soprattutto nei grandi centri urbani, dove sono arrivati negli ultimi anni milioni di persone che non sanno dove mettere, spesso in scuole, in situazioni che creano poi disagio agli abitanti. Considerato che gli Stati Uniti è un'area del mondo dove il costo della vita è sempre più alto, per chi ci vive e per i lavoratori. Ha promesso un'inchiesta sulla gestione del Covid, non a caso metterà la sanità Kennedy, che non è un novato come viene spesso definito in modo denigratorio, però è un uomo che ha detto cose interessanti, importanti sull'applicazione di quei vaccini che erano sperimentali, lui dice, e che sono stati imposti in alcuni stati, cioè dal governo federale, quindi da Fauci, senza delle valutazioni scientifiche. Su questa base
si può dire che Trump costituisca una rottura totale con quello che ha fatto l'amministrazione precedente, anche in un settore delicato come la sanità. E concludo indicando anche l'ipotesi di un cambio radicale della politica estera americana, sul quale se vuoi vedremo gli scenari temi specifici che andremo ad approfondire. Capite quanta carne al fuoco? Il primo e fondamentale punto è proprio quello dei sondaggi e dell'informazione. Secondo il mio punto di vista, secondo la mia sensibilità, è addirittura clamoroso. Per settimane abbiamo sentito nella comunicazione ufficiale un mantra di un testa a testa che si sarebbe risolto in un pugno di voti, in possibili contestazioni, e invece tutto era sbagliato. Ma non era sbagliato di poco, era clamorosamente sbagliato. Citava Orwell prima Gianandrea. Orwell diceva che in un mondo dominato da mistificazione, da pseudocomunicazioni pilotate, dire la verità è un atto rivoluzionario. Ecco, ed è vero, perché in questo caso ci rendiamo conto che come è stata impostata la comunicazione di questa sfida elettorale non può non suscitare delle inquietudini estremamente gravi, estremamente problematiche, proprio per la tenuta della democrazia e dell'informazione in ambiente democratico. Però i temi che Gianandrea ci ha accennato sono moltissimi, sono vasti. Noi questa sera avremo dei focus specifici sui quali vorremmo interrogarti, perché la rivoluzione di Trump, a me piacerebbe molto chiederti, anzi te lo chiedo anche se siamo proprio ai margini dei temi specifici che il CESMA voleva approfondire. Il primo Trump e il secondo Trump, la presenza di Elon Musk, la presenza di un oligarca digitale che in qualche misura va a toccare, a influenzare sull'approccio su 1000 tematiche che la nuova amministrazione dovrà affrontare. Abbiamo colto l'importanza anche in Italia, importanza, ma non so se avete sentito, questo è un tema che ti chiederò di affrontare alla fine. Elon Musk ha parlato con altissimi esponenti del governo iraniano in queste ultime ore. Abbiamo infranto un dogma pazzesco di tutta l'amministrazione, di tutta la presidenza Biden, il grande male dell'Iran. Elon Musk, prima di essere investito ministro per l'efficienza governativa, prende dei contatti, il governo iraniano dice contatti estremamente interessanti e proficui e collaborativi. Qui siamo di fronte a una piccola rivoluzione che bene Gianandrea ci ha accennato che meriterebbe una molteplicità di incontri, cosa che non possiamo fare. Ti chiederò poi alla fine dei rapporti con l'Islam, proprio alla luce di questi eventi recenti, del ruolo che ebbe Trump negli accordi di Abramo, del significato che il 7 ottobre ha avuto in relazione a quello. Magari se ci puoi dire due parole proprio su questo tipo di... Sì, però voglio rispondere alla tua sollecitazione rapidamente sulla questione di Elon Musk. Non so se ci siamo accorti tutti, io credo di sì, che da una ventina d'anni a questa parte, no, facciamo così, partiamo da più indietro. Negli anni 90, io avevo circa 30 anni, mi ricordo che il dibattito molto acceso, anche dalle mie parti, nel bolognese, era un certo fastidio rispetto al fatto che la politica aveva invaso tutto, nominava persino il consiglio di amministrazione delle banche, che poteva sembrare una cosa disdicevole, no? Un'invasione della politica che... però da 20 anni a questa parte abbiamo il mondo della finanza che nomina come amministratori delegati coloro che vanno a governare. Allora, i Dem, il governo precedente, l'amministrazione Biden, aveva dei guru che erano finanziati, penso a Bill Gates, tra l'altro coinvolto anche, come Trump ha più volte evidenziato, anche nel finanziamento di diverse società che si sono arricchite, ad esempio, con i vaccini Covid. Adesso Trump ha il suo vate finanziario. E io capisco che questi personaggi abbiano una dotazione finanziaria che a volte è pari al PIL di una nazione o anche al PIL di molte nazioni, dipende quali vogliamo prendere in esame, insomma, no?
Però in ogni caso è una degenerazione della politica, nel senso che Elon Musk può piacere, non piacere, come Bill Gates, di fatto sono degli elementi che influenzano la politica senza aver avuto una legittimazione politica. Intendo dire, per farmi capire bene, non so se Elon Musk candidato, qualcuno dice fra 4 anni sarà lui il candidato, riempirebbe di rosso questa mappa, ovviamente. Quindi io rimango dell'idea che questa tendenza in un mondo in cui la finanza influenza e determina la politica, ma anche qua in Europa l'abbiamo visto, credo, e anche qua in Italia, in almeno un paio di casi negli ultimi 14 anni, è un elemento che resterà, a meno che la rivoluzione di Trump non sia tale, una rivoluzione successiva a quella di Trump da riportare a zero l'influenza della finanza, o se non a zero, in un ambito che è quello che la finanza nella storia è sempre stata come elemento cardine delle nazioni, ma non come elemento che determina il destino delle nazioni. Questo credo che sia un pericolo, no? Un problema perché non la leggiamo questa gente. Quindi detto questo, poi se vuoi ci torniamo sopra. Io credo che oggi, ad esempio, Trump abbia avuto la sua grande vittoria perché ha distrutto il Partito Repubblicano. Com'è? Il partito che ha vinto, anzi tra l'altro la maggioranza così, ma il Partito Repubblicano oggi non ha più l'influenza che aveva prima. Oggi è stato sostituito dal MAGA, dal suo movimento, Make America Great Again, che è il vero fulcro che ha prodotto i voti appunto che diversi repubblicani non è che hanno gioito tanto, no, per le elezioni di Trump, perché va a scardinare un sistema. Anche le persone che ha scelto a parte Rubio, che comunque è un senatore di grande esperienza, che andrà a guidare la politica estera americana, però gli altri personaggi che vanno al Pentagono, che vanno anche a guidare l'intelligence, sono personaggi di rottura che vengono dal mondo culturale di Trump, che non è l'establishment, non è il deep state, che non è il sistema politico radicato negli Stati Uniti. Quindi quello che Trump per ora minaccia di fare è davvero una grande rivoluzione. Io voglio sottolineare i punti, come tu mi chiedevi. Lui ha già detto che vuole portare la pace in Ucraina, poi con la sua solita iperbole, ma che ci ha abituato alle sue iperbole in 24 ore. Però c'è un dato di cui noi non abbiamo mai voluto parlare, c'è un fatto di cui non abbiamo mai voluto parlare e che in Europa è stato censurato. Vi ricordate quando, forse un paio di mesi fa, anche meno, Viktor Orban, grande amico del leader ungherese, grande amico di Trump, è andato a trovare Trump, è tornato in Ungheria e poi è partito a missione di pace. È andato a Kiev, è andato a Mosca, è andato a Pechino, è andato ad Ankara. Le 4 capitali sulle quali, oltre agli Stati Uniti, sulle quali contare per aprire un negoziato. Nessuna capitale europea tra queste, forse perché l'Europa non è che conti tanto, però l'Unione Europea è contata molto perché hanno tutti censurato l'iniziativa di Viktor Orban. Poi alcune nazioni, alcuni governi come l'Italia hanno detto no, non esageriamo, qui sta facendo un'operazione a suo nome, non a nome della UE. Non si era mai visto l'Unione Europea, l'Europa, ostracizzare un capo di Stato, un capo di governo, scusate, che comunque conduce un'iniziativa per riportare la pace in Europa. Però non è che Viktor Orban, che a mio parere è un signor statista, perché se tutti parlano di lui, è anche male, se va a fare missioni come quelle in tutto il mondo e tutti i giornali ne parlano, poi ci può stare antipatico, simpatico, come Erdogan, però bisogna riconoscere che a differenza di tanti leader, di tanti paesi più grandi, più ricchi, è quello uno statista. E anche uno statista con i contro, perché non ce ne sono tanti che fanno quello. Ma non lo faceva da solo. Lui ha portato in giro, ha proposto nelle capitali che contano il piano di pace di Trump. Quindi noi non abbiamo, nessuno di noi, io di certo no, degli elementi concreti per poter dire cosa c'è in quel piano, le indiscrezioni che sono uscite sono vere oppure no. Però quel piano, quando Trump dice risolverò la guerra in 24 ore,
gli elementi del piano che lui ha proposto sono già noti ai protagonisti e magari sono stati già anche elaborati, messi a punto, modificati per arrivare a un accordo. Se questo accordo ci sarà lo vedremo presto, però Trump ci sta lavorando e in Europa, con l'amministrazione Trump, lo statista, il capo di governo, il paese che sarà un punto di riferimento per Trump, non sarà la Germania, non sarà la Francia, non sarà l'Italia, però delle 3 potenze europee. Sarà per cominciare l'Ungheria di Viktor Orban e su questo ormai possiamo farci poco. Altri aspetti, e poi mi fermo, punterà alla pace in Medio Oriente, è vero che sta con Israele, assolutamente vero, poi approfondiamo se volete, ma se apre l'Iran, e l'Iran infatti non ha, nonostante qualche velina uscita da ambienti intelligence legati all'amministrazione ancora in carica, ma ancora per poco, si è venuto qualche giorno fa che l'Iran ha cercato di uccidere Trump, e non si può escludere peraltro. Però il governo iraniano ha accolto senza particolari reazioni negative la vittoria di Trump, eppure Trump è quello che nel suo primo mandato all'Iran gli aveva detto: il vostro accordo sul nucleare a me non va più bene, perché voi, sposando le tesi di Netanyahu, israeliano, perché voi comunque continuate a lavorare per dotarvi della bomba atomica. Quindi ci sono degli scherzi, ma se oggi Trump vuole chiudere la guerra in Medio Oriente, dovrà negoziare con l'Iran. Quello che è cambiato rispetto al primo mandato e che è cambiato anche nei rapporti con la Cina e nei rapporti con Israele è che è cambiato l'assetto. Se oggi Trump vuole negoziare con l'Iran non è più una pedina, la Corea del Nord. Voi ricordate che aveva cominciato a negoziare con Kim Jong-un, che fosse uno dei leader più isolati della storia. Lui negoziò con Kim Jong-un. Se però oggi Trump vuole riprendere a negoziare, come dice, con Kim Jong-un per arrivare a una soluzione, l'uomo da fare, lui non pensa che la guerra produca denaro, lui pensa che con la pace si commercia e si fanno soldi. Sono vere forse entrambe le cose, però la sua visione è: senza la guerra ci ingrassiamo tutti e non ci sono quelle situazioni politicamente imbarazzanti da spiegare, tipo decine di migliaia o milioni di morti, distruzioni. Con la pace c'è business per tutti, da lì gli accordi di Abramo, ai quali si sono aggiunte però iniziative durante l'amministrazione Biden cinesi. La Cina ha fatto, se Trump ha permesso a Saudi ed Emiratini, Bahrain, Marocco di fare la pace con Israele, la mediazione cinese del marzo 2023 ha permesso alle monarchie sud del Golfo di fare la pace con l'Iran. 2 settimane fa nel Golfo Persico c'è stata un'esercitazione navale fra flotta iraniana e flotta saudita. Ammiraglia, l'avremmo potuto mai immaginare fino a un anno fa. Impensabile. Questo vuol dire che se oggi Trump dovrà, se vuole riprendere i dossier che ha lasciato indietro nel primo mandato, dovrà fare i conti con una realtà modificata. Ad esempio, oggi non c'è più la Russia e la Cina, ci sono i BRICS. I BRICS sono nati nel 2009, ma la loro grande esplosione l'hanno avuta, guarda caso, negli ultimi 2 anni e mezzo. Perché quando comincia la guerra in Ucraina e l'amministrazione Biden, gli Stati Uniti dicono: tutti in piedi, tutti uniti, isoliamo Mosca, isoliamo la Russia, e le cose sono andate diversamente. Poi ci può piacere, ci può non piacere, ma questi sono i fatti. E molti paesi, guarda caso tutti produttori di materie prime, invece nel G7 sono tutti consumatori di materie prime, a parte uno, gli Stati Uniti, che sono anche produttori. Abbiamo cominciato. Scusami, No, prego. finisco subito. Si sono raggruppati, i BRICS sono cresciuti come non era mai successo prima, negli ultimi 2 anni e mezzo. Allora oggi Trump dovrà fare i conti con una realtà modificata, i BRICS, e non più solo la Cina, il fatto che se vuole negoziare con l'Iran, oggi l'Iran è un alleato strategico di Mosca, grazie alla guerra e grazie all'iniziativa, a mio parere, fallimentare, ripeto, io non dico giusto, buono o cattiva, fallimentare di risultati che l'Europa e gli Stati Uniti hanno portato avanti in seguito alla guerra in Ucraina. Vuole negoziare con la Corea del Nord, è un alleato militare con un trattato di ferro di Putin.
Quindi oggi Trump, se vuole portare avanti la sua agenda, ha bisogno di Putin. E infatti incontrando Zelensky, poi ti giuro che mi fermo, ha detto: io sono un grande amico di Vladimir Putin, troveremo una soluzione. E Zelensky, che era di fianco a lui, fa: sì, ma sei anche mio amico. Lui: sì, certo. Una scena che definisce chiaramente l'interesse. Le grandi potenze trovano sempre gli interessi comuni da coltivare nei momenti di crisi. Abbiamo cominciato a frantumare lo scenario dei problemi proprio per calarci nel merito di quelli che sarebbero i temi specifici che vorremmo affrontare con te, che sono i temi poi della tua massima competenza, i temi dei conflitti internazionali, delle tensioni e di quelli che saranno i mutamenti di rotta dell'amministrazione americana neocostituita e che a breve, dal mese di gennaio, sarà operativa a tutti gli effetti. Il primo di questi scenari è esattamente il tema che stavi affrontando. È l'inversione di rotta che sembra radicale degli Stati Uniti d'America, allora quando Trump prenderà le redini del governo, sulla tematica russo-ucraina, sul conflitto russo-ucraino. Questo tipo di approccio nuovo investe naturalmente il ruolo del rapporto che dicevi tra Trump e Putin, che in qualche misura andrà sicuramente a condizionare quelle che possono essere le iniziative finalizzate a trovare soluzione a questo tipo di conflitto che ha sconvolto l'Europa, perché ha riportato i carri armati all'interno del nostro continente. Mi faceva piacere se proprio in una duplice lettura, la rilettura di questi ultimi anni di che cosa ha fatto l'amministrazione Biden e un secondo approccio, una lettura prospettica di quali saranno le inversioni di rotta anche radicali dell'amministrazione Trump, tu ci puoi delineare proprio lo scenario russo-ucraino così incagliato, così complesso. Quali sono i soggetti, lo hai già accennato in una qualche misura, che diventeranno operatori in qualche misura di una possibile soluzione del conflitto? Sì. Come puoi vedere questo tipo di scenario? Ma io sulla guerra russo-ucraina sono scritto anche un libro, se qualcuno interessa, il titolo è L'ultima guerra contro l'Europa, quindi la mia valutazione su questa guerra lo dice già il titolo del libro, e cioè che questa guerra gli Stati Uniti hanno fatto tanto per alimentare questo conflitto già a partire dal 2014, quando c'è stato il rovesciamento del Maidan. Non lo dico io, lo dice il sottosegretario Victoria Nuland, è un'operazione che hanno fatto gli americani, ho ammesso in diverse interviste. Addirittura nel 2016 al Congresso era il sottosegretario che gestiva la politica dell'Europa orientale. Quella ricordate, FACT-EU, quando c'è in atto la rivoluzione o il golpe del Maidan, ognuno la chiama come vuole, l'Europa è preoccupata, l'Unione Europea è molto preoccupata, perché dall'Ucraina passano i gasdotti che erano fondamentali per permetterci di essere la prima potenza del mondo economica in termini di PIL, cosa che non siamo e non saremo più. E allora l'ambasciatore americano a Kiev, parlando con il sottosegretario Nana, gli espone queste preoccupazioni dell'Europa. Nessuno era consapevole che i russi intercettavano le comunicazioni. La Nana risponde all'ambasciatore dicendo: l'Europa si fotta. Ovviamente i russi hanno tutto l'interesse a divulgare questa intercettazione, però è vero. Un mese dopo Barack Obama viene in Europa e dice: voi dovete smettere di comprare il gas dai russi, ve lo vendiamo noi. Sì, ma è liquido, costa tantissimo, non l'avevamo capito bene. Poi è esploso il Nord Stream qualche tempo fa e ce l'hanno spiegato meglio, e credo che i tedeschi l'abbiano capito benissimo. Infatti la Germania oggi è in recessione, il governo crolla, eccetera, eccetera. Allora, perché dico parto da questo presupposto? Perché, e ripeto, a me non interessa dire chi ha ragione e chi ha torto. La guerra, la geopolitica si devono basare, ed è giusto, io credo che sia così, su delle valutazioni molto diverse, anzi su una sola valutazione. Dove sono gli interessi nazionali? La guerra con la Russia è nel nostro interesse? Io penso di no. E la guerra in Europa prolungata nel tempo è nel nostro interesse? Penso di no.
il riarmo costante in momento di recessione, per intenderci, quando il popolo chiede il burro e il governo gli risponde cannoni. Possiamo produrre acciaio, carri armati, quando abbiamo l'acciaio più caro del mondo, quello prodotto in Europa, perché con i costi energetici più alti. Lo sapete che la Turchia produce più acciaio della Germania perché ha imprenditori più illuminati? No, perché ha il gas russo a prezzo stracciato che avevamo anche noi, che avevano anche i tedeschi e che non c'erano più. Allora, in questo contesto Trump ci può dare una mano, forse, nel senso che se permetterà in qualche modo alla fine di questa ostilità, di questo conflitto, forse ci guadagniamo tutti, anche se in questo momento la preoccupazione dell'Europa, delle grandi potenze europee, ma della stessa Unione Europea, della Commissione von der Leyen, è che accidenti Trump faccia finire la guerra e gli ucraini la possano perdere. Signori, gli ucraini stanno già perdendo questa guerra. Lo so, da quando la stanno perdendo in maniera plateale, sui giornali e in TV non se ne parla più, ma è per la stessa ragione di cui parlavamo prima. La stanno perdendo, non hanno più uomini, non riescono ad arruolarli. La gente si nasconde nelle case per non essere arruolata a forza, lo dicono gli ucraini stessi, lo raccontano le signore ucraine che vivono là. Gli ucraini che sono riparati all'estero non tornano a casa per arruolarsi, non ci pensano neanche. I russi stanno avanzando. Allora, la valutazione che vi sto portando adesso l'ha fatta in America J.D. Vance, che è sarà il nuovo vicepresidente di Trump. Ha detto, questa guerra va finita, l'abbiamo persa, è finita questa guerra. Poi possiamo decidere, ma non saremo noi europei a farlo, ed è già evidente, se finirla in maniera dignitosa, se finirla dopo che è morto anche l'ultimo soldato ucraino, se finirla regalando ai russi 4 regioni o magari fra 3 mesi 7. Però la cosa che dobbiamo comprendere, secondo me, che è il punto geopolitico importante, è che per gli statunitensi, per Trump, l'obiettivo non sarà sconfiggere la Russia, non sarà, come diceva Biden, questa guerra deve continuare, lui e Boris Johnson, questa guerra deve continuare perché logorerà la Russia. Certo ha logorato anche la Russia perché, signori, i morti ci sono stati, l'economia è di guerra, ma mi pare che abbia logorato di più la nostra economia e soprattutto che abbia devastato l'Ucraina. Le Nazioni Unite una settimana fa hanno detto che l'Ucraina, da quando è cominciata la guerra, ha perso 10 milioni di abitanti, certo non tutti morti, molti sono andati via, cioè il 25% della sua popolazione. Quella nazione ha perso il 20% del suo territorio e il 25% della sua popolazione. Quindi io credo che il rischio che corriamo in Ucraina è che gli americani si sganciano e noi resteremo col cerino in mano. Come è già successo, resteremo a dover finanziare la ricostruzione post-bellica dell'Ucraina. Attenzione, questa cosa la dicevano già 1 anno e mezzo fa un professore dell'Harvard University americano, mi sfugge il nome ma mi verrà in mente, penso. A un convegno disse chiaramente, siccome l'America ha fornito all'Ucraina i maggiori aiuti militari, è evidente che il supporto economico alla sua ricostruzione toccherà agli europei. Allora noi saremo in recessione, che vuol dire disordini, vuol dire problemi sociali, di occupazione, di mala occupazione e di disoccupazione, che vuol dire aziende che chiudono. La Volkswagen chiuderà 3 stabilimenti in Germania. Accidenti, non quello in Tennessee, negli Stati Uniti, chissà perché. Perché i nostri amici americani, all'inizio della guerra in Ucraina, pochi mesi dopo, si sono inventati una legge importante per gli Stati Uniti, la legge per la riduzione dell'inflazione, che faceva ponte d'oro alle aziende europee che si trasferivano negli Stati Uniti, con lo slogan venite da noi, dove l'energia costa 6 volte meno. Certo, ma se non ci facevamo coinvolgere nel disastro dei rapporti con la Russia, anche noi avevamo l'energia a buon mercato. Quindi insomma io credo che è ora che da paesi maturi come siamo noi in Europa ci rendiamo conto che non ci sono i buoni e i cattivi, ci sono gli interessi e quelli degli Stati Uniti non coincidono con quelli dell'Europa. Basta guardare la carta geografica, non è questione di essere buoni o cattivi o di essere schierati da una parte o dall'altra. Quelli della Russia coincidono con quelli dell'Europa, nel contrasto alla penetrazione islamica, se vuole ne parliamo, ma anche per il fatto che la saldatura fra la potenza energetica russa e la potenza industriale europea
davano il primato economico e io credo avrebbe fatto nel tempo anche molto bene allo sviluppo di una democrazia un po' più compiuta in Russia. Oggi invece c'è, dove prima c'erano i gasdotti, oggi c'è un solco, una nuova cortina di ferro che gli americani lasceranno da presidiare a noi. Gli americani si stanno, mi fermo, di tutte le guerre che hanno cominciato a combattere. Di Vietnam se ne sono andati lasciando nei guai sui vietnamiti. Qualcuno meno giovane di voi si ricorderà i Boer People. Io, quando facevo il reporter di guerra, ho visto gli americani abbandonare a se stessi i curdi almeno 3 volte. Obama ha abbandonato gli iracheni. Mi ricordo nel 2010 i soldati ufficiali iracheni mi dicevano: non potete andare via, perché se andate via noi siamo in balia di chiunque, non siamo in grado militarmente di difendere il paese. Gli americani se ne vanno e dopo 3 anni arriva l'ISIS, che gli americani avevano in qualche modo incoraggiato in Siria perché pensavano avrebbe fatto cadere Bashar Assad. Poi ovviamente quando crei un mostro, il mostro poi va dove vuole lui, non dove speravi tu, se no dovevi avere un cagnolino, non un mostro. Allora, in ultima analisi, l'Afghanistan, 20 anni, vi ricordate gli slogan? Dobbiamo liberare le bambine afghane dai burqa. Anche quando a Kabul c'era un governo, io ho passato parecchio tempo da quelle parti, c'era un governo filo occidentale sostenuto dagli occidentali. Nessuno si è mai sognato di togliere i burqa o di rispettare i diritti delle donne. Però noi siamo arrivati al punto, dopo 20 anni, di riconsegnare l'Afghanistan agli stessi talebani che hanno ripristinato. Allora gli americani si stancano delle guerre che combattono e lasciano i cocci da raccogliere ai loro alleati. L'Ucraina mi pare stia prendendo questa piega e per noi la buona notizia è che finiranno i massacri e finirà la guerra alle porte di casa nostra. Da Gorizia ai fronti del Donbass ci sono meno di 1000 chilometri in linea d'aria. La distanza che separa Gorizia da Reggio Calabria forse, no? Quindi non è così lontana quella. La brutta notizia è che tutto il disastro di quella guerra ricadrà probabilmente su noi, perché Trump ha bisogno di avere un buon rapporto con Putin e lo ha anche già detto. Un'ultima cosa su questo tema così interessante. So che parliamo di futurbilia, cioè di circostanze totalmente ipotetiche, ma la situazione dell'Ucraina sul campo andrà a combinarsi, a congelarsi in stile Corea, secondo te, con una linea di confine che non sarà linea di pace, una linea di armistizio, con una pace mai dichiarata? Come la vedresti proprio in termini concretamente operativi? La vedo difficile, perché il 38esimo parallelo, l'accordo coreano, da un lato non ha mai portato a una pace stabile, dall'altro non ha più visto guerre vere dal 1953. Che in Ucraina però si possa oggi stabilire, ok, fermiamo tutto, i russi si tengono quello che hanno, si fa una fascia smilitarizzata, presidiata da forze internazionali, e di là ci sono gli ucraini, beh, io la vedo difficile, per 2 ragioni. Primo, perché sul campo di battaglia a dettare oggi sono i russi, poi in questo momento la loro avanzata è resa più facile dal crollo in diverse zone del fronte delle forze ucraine. È resa più difficile dal fatto che anche là è arrivato l'autunno e le piogge, però fra un mese con le gelate i mezzi corazzati si potranno muovere. Qualcuno ipotizza anche in Ucraina un crollo, in alcune zone del fronte un crollo complessivo delle capacità ucraine, che verrebbe favorito dal fatto che Zelensky continua a sostenere con le poche riserve che ha quell'offensiva nel territorio russo di Kursk, dove gli ucraini subiscono perdite del tutto inutili, perché tenere il controllo di 800 km² di territorio russo, cioè un 35esimo dell'estensione dell'oblast della regione di Kursk, ha un valore simbolico. Tra l'altro quell'attacco ha consentito alla Corea del Nord di mandare i suoi soldati giù, perché l'accordo fra Russia e Corea del Nord è entrambi i paesi andranno a sostegno dell'uno dell'altro in caso di aggressione. Quindi il fatto che gli ucraini siano entrati in territorio russo consente a Kim Jong-un di mandare i suoi soldati a combattere infatti proprio nella regione di Kursk, non li manda a combattere in Ucraina.
l'idea che questa sia una zona smilitarizzata da presidiare, e già qualcuno in Italia ha detto noi siamo pronti. Signori, noi non possiamo essere pronti a presidiare quello, perché non saremo noi a farlo in un contesto ragionevole. Noi non siamo più quella nazione che faceva da ponte tra l'Occidente e la Russia. L'abbiamo fatto sempre, con tutti i governi di qualunque colore, destra, centro, sinistra, e anche dopo il Maidan. Io mi ricordo al forum di San Pietroburgo, governo Renzi, ministro Calenda, entusiasti a San Pietroburgo al forum economico. Oggi fanno finta di dimenticarselo, ma nel 2016 era 2 anni dopo l'annessione della Crimea. Cioè i russi erano già diventati cattivi. Quel ruolo non ce l'abbiamo più, perché quando comincia la guerra, mentre un governo, io dico illuminato, cioè avrebbe pro-politico, gestito da politici, avrebbe potuto cogliere l'opportunità di dare all'Italia un ruolo di primo piano. Perché vedete, i casi sono due quando c'è una guerra: o tu hai una combinazione, un peso militare tale che andando in campo vinci, determini la vittoria, allora il tuo ruolo è di grande potenza. Ma se non ce l'hai, e l'Italia non ce l'ha, il contributo militare dato all'Ucraina da noi non ha cambiato le sorti di nessuna guerra, di nessuna battaglia, allora puoi giocare un'altra carta. Abbiamo una lunga tradizione di rapporti di Stato ponte fra la Russia e l'Occidente, benissimo, lo facciamo a maggior ragione oggi che c'è la guerra. Invece il governo Draghi, appiattito sulle posizioni americane, ci ha messo in una posizione in cui noi davamo un po' di vecchie armi, alcune assolutamente improponibili, lo dicono anche gli stessi ucraini, che sono arrivati i mortai del 52. Vabbè, della roba di cui dovremmo forse non solo noi italiani ma tutti gli europei vergognarci. Ci sono cannoni ucraini che esplodono uccidendo e ferendo gli artiglieri perché l'Europa gli ha dato dei proiettili, in alcuni casi risalgono alla seconda guerra mondiale, presi dai depositi sudafricani, catturati a loro volta alle truppe angolane armate dai sovietici negli anni 70. C'è questo. Ma questa è una parentesi. Non ricoprendo noi questo ruolo, abbiamo lasciato pista libera, campo libero, un'autostrada fantastica a quello che la dice la geografia, il più importante competitor dell'Italia nel Mediterraneo, la Turchia, che sta giocando il ruolo di mediatore su tutti i tavoli. Anzi, se ci vogliamo dirla tutta, la Turchia nell'aprile 2022, 2 mesi dopo l'inizio della guerra, annunciò che era stato trovato un accordo per chiudere il conflitto. I russi e gli ucraini erano d'accordo. I russi si ritiravano, gli ucraini si impegnavano a non entrare nel NATO, il Donbass riceveva un'ampia autonomia riconosciuta. Gli anglo-americani imposero, e questo ormai lo dicono anche i giornali americani, Boris Johnson si precipitò. Anche le pressioni di Washington imposero, c'è il microfono, forse si è perso. Ok, adesso forse riprende. Okay. Sì, adesso va. Imposero agli ucraini di non accettare questo accordo perché la guerra doveva continuare, perché avrebbe logorato la Russia. Allora, oggi l'idea che ci sia una forza di pace non può essere composta una forza di interposizione fra i territori ucraini in mano ai russi e quelli ancora in mano agli ucraini. Non può essere... Faccio così. Ah, ok. Ok, quindi non potrà essere presidiato da contingenti di nazioni che erano schierate con l'Ucraina o dai bielorussi che erano schierati con i russi, cioè la forza di interposizione deve essere affidata a nazioni che si sono dimostrate neutrali. Allora io penso in Europa, l'Ungheria, la Slovacchia che all'inizio forniva armi all'Ucraina, poi col cambio di governo, col governo Fico di Robert Fico ha cambiato linea, l'Austria che ha mandato aiuti umanitari all'Ucraina, ma non ha mai dato aiuti militari, è nella UE, non è nella NATO. Qualche altra nazione, i turchi sicuramente, questo allora posso immaginare, una forza di interposizione composta, ma non saremo noi protagonisti. Noi siamo protagonisti della guerra, e di una guerra che, non illudiamoci, la sconfitta degli ucraini è anche la nostra sconfitta. Poi potremmo far finta di essercelo dimenticati,
complicato, potremmo tornare a dire che beh sì, comunque con i russi in fondo si può ritornare a dialogare, potremmo inventarci qualunque 8 settembre, ma l'Europa questa guerra la perderà con l'Ucraina e l'abbiamo già persa sul piano economico, sul piano sociale, sul piano militare. Le nostre forze armate hanno meno truppe, meno uomini, meno munizioni, forse anche meno armi di quando questa guerra è cominciata, perché ne abbiamo date agli ucraini. Poi è vero, ne abbiamo ordinate tante, ma un missile si lancia e distrugge e colpisce, se va bene il bersaglio, nel giro di pochi secondi, a volte pochi minuti. Produrlo richiede mesi, materie prime che non abbiamo, denaro che dovremo stanziare sottraendolo da altre voci di spesa, manodopera specializzata che non si trova, è un sacco di miliardi di investimenti per costruire nuovi stabilimenti e per finanziare questa produzione. Ci vuole tempo e tanti soldi. Allora io su questo esprimo molto scetticismo. Quello che concludo, credo che saranno i russi a determinare, che hanno già chiarito chiaramente, in maniera molto evidente, qual è il loro obiettivo, non l'hanno mai nascosto, l'annessione di quelle 4 regioni che controllano non completamente, ma in parte, alcune quasi completamente, e uno status per l'Ucraina di stato neutrale, che non possa avere forze armate con capacità offensive, che non entri nella NATO, che non ospiti basi straniere, magari potrebbe entrare nella UE, così avremo un altro carico di soldi da spendere per ricostruire la nazione forse tra le più corrotte del mondo, certo d'Europa. E in quest'ottica quindi credo che saranno i russi, e l'hanno già detto, siamo felici che Trump voglia dialogare, ma le nostre prospettive su questa guerra, le nostre prerogative restano quelle, poi vedremo cosa succede. Grazie, abbiamo altri 2 temi da affrontare. Prima però volevo sollecitare la vostra attenzione su un passaggio estremamente interessante che Gian Andrea ha toccato, ed è il tema del Kursk e della presenza di forze armate coreane in quel territorio oggetto di invasione ucraina. Sulla base di quelli che sono i trattati russo-coreani, secondo il diritto internazionale è perfettamente legittima questa presenza. Questo deve farci pensare, perché noi occidentali siamo portati a ritenere che il diritto internazionale sta sempre dalla nostra parte, che noi abbiamo le ragioni, che la nostra democrazia deve contrastare le autocrazie. Non è vero questo in termini assoluti. La geopolitica ci aiuta ad aprire gli occhi e a capire che il mondo è cambiato e che evidentemente ci possono essere degli angoli di visuale legittimi che si propongono da altri versanti e che non soltanto per il fatto che sono positivi rispetto alle nostre visioni o ai nostri interessi sono illegittimi dal punto di vista del diritto internazionale. Riflettiamo molto su questo, ma su 2 temi dobbiamo spendere ancora almeno 5 minuti di riflessione cada uno. Il primo tema lo abbiamo sfiorato in precedenza ed è il Medio Oriente. Questa è una crisi sulla cui natura catastrofica, apocalittica, devastante per quei territori meravigliosi oltretutto. Io ho avuto la fortuna di andarci molte volte, erano angoli di paradiso che adesso vedo devastati, colpiti da sciagure immani, da stragi vere e proprie. Evidentemente la nuova amministrazione dovrà intervenire. La situazione che si sta trascinando dopo il 7 ottobre, dopo l'orribile massacro del 7 ottobre, è una situazione che anche dal punto di vista umanitario necessita di avere pronte soluzioni. Sì. Abbiamo però lo scenario che dicevi in precedenza, che ti chiedo di ricomporre, non facile, l'amicizia di Trump con Netanyahu, il suo sostegno marcato, deciso, ribadito in campagna elettorale, e il dialogo che si sta instaurando, secondo me, sotto il pelo dell'acqua del grande oceano della diplomazia tra Stati Uniti e Iran, che per Israele sono il grande nemico. È ben vero che in geopolitica il nemico del mio nemico è il mio amico e che ci sono delle logiche particolari, però è un bel puzzle da comporre.
mi diresti su questo? Come la vedi questa tematica? Innanzitutto, grazie perché stai facendo delle domande che sono veramente interessanti. Io spero di riuscire a dare delle risposte che lo siano altrettanto, ma sulla questione del diritto internazionale, i trattati tra i singoli stati sono questioni bilaterali. Putin ha detto, beh, se noi i coreani abbiamo un accordo, che il problema è che gli ucraini, cioè i coreani vanno a combattere a fianco dei russi, sono l'ultimo elemento di una partecipazione internazionale a questo conflitto, che ha visto adesioni di volontari, più o meno volontari, stranieri dall'una come dall'altra parte. I russi hanno volato nepalesi, a un certo punto il governo del Nepal ha detto, ma qui c'è un sacco di gente che muore in Ucraina, cosa sta succedendo? Voi sapete che i nepalesi hanno una tradizione di combattenti molto importante, i Gurkha, che però per il governo, per le leggi del Nepal, possono combattere, arruolarsi solo nell'esercito britannico, l'ex esercito coloniale, e quello indiano. Con gli ucraini hanno combattuto, i russi dicono, ma nessuno li ha smentiti, più di 20.000 volontari europei, occidentali, anche sudamericani recentemente. Ci sono anche molti militari, abbiamo visto tutti, chi è interessato di può vedere i video di soldati con l'uniforme ucraina che combattono anche a Kursk, in territorio russo, e parlano fra di loro con accento in inglese, con accenti più vari, australiano, americano, inglese, britannico, scozzese, moltissimi che parlano fra di loro in polacco. Diciamo che questa è una guerra che, come sempre succede, perché attenzione, le risposte spesso sono militari, poi la politica arriva dopo. O la politica si muove e arriva prima, ma se la politica non arriva prima, dopo le risposte sono quelle militari. Questa è una guerra che è simile a tante guerre del passato. Lunghi fronti, più di 1.000 chilometri, artiglieria, bombardamenti, fanterie che assaltano postazioni in trincea, però contiene anche tanti elementi innovativi. Invece di guardare, come dice il generale Masiello, capo dell'esercito italiano, dice fino a poco tempo fa, quando ci muovevamo sul terreno, dovevamo guardare per terra, perché magari in Afghanistan c'erano le IED, gli ordigni improvvisati sui quali tutti i paesi della NATO hanno perso molti soldati. Oggi dobbiamo guardare per aria, perché il drone FPV guidato da 1 chilometro di distanza ti sgancia un piccolo ordigno sufficiente a ucciderti, oppure si schianta contro il tuo veicolo. Contiene elementi nuovi questa guerra e tutti li vogliono vedere, perché comunque vada a finire. Dopo questa guerra ci saranno 2 eserciti al mondo che sapranno combattere una guerra convenzionale su vasta scala di tipo moderno, quello russo e quel che resterà di quello ucraino. E tutti vogliono vedere com'è questa guerra, perché tutti con gli elementi che raccolgono sul campo possono poi farli diventare strumento addestrativo, di dottrinale, di studio, di analisi, per adeguare la nostra capacità, lo facciamo anche noi italiani, tutti, per adeguare le capacità agli standard che prevediamo possono avere i prossimi conflitti, se benissimo coinvolti anche noi in questo senso. No? Quindi, per cui l'abbiamo fatto, qualcuno mi ha detto, come hanno fatto a mandare tanti volontari militari a combattere con gli ucraini. Qualcuno mi ha raccontato che vengono firmati fogli di dimissioni, poi vai in Ucraina, se la muori, ti eri dimesso dalle tue forze armate, quindi come libero cittadino ti eri arruolato nella legione internazionale ucraina. Se torni a casa, le dimissioni vengono stracciate, porti la tua esperienza ai tuoi commilitoni e torni in servizio attivo, ovviamente vieni retribuito. Quindi questa guerra ha queste componenti. Se noi andiamo a guardare la guerra del Medio Oriente, la distruzione di Gaza, da qui, attenzione, oggi ero a fare una conferenza a Venezia ai corsi della scuola della Marina e c'era con me Fausto Biloslavo, che a mio parere è uno dei più importanti, dei più validi, dei più onesti corrispondenti di guerra veri che abbiamo in Italia. Lui diceva, io sono stato sia con la parte palestinese che con quella israeliana, e quello che ho colto è che non c'è nessuna possibilità di dialogo. Cioè, gli strumenti con i quali ognuno esprime odio per l'altro sono gli stessi. Allora, quella guerra difficilmente potrà essere sanata da una riconciliazione di nuovo. Quindi dovranno esserci una serie di accordi che calano dall'alto e vengono gestiti dagli stati, meglio se dalle superpotenze, perché sono quelle che poi influenzano. Parliamoci chiaro, Israele è alla canna del gas,
Perché? Perché ha finito le munizioni, come gli ucraini. Qualche settimana fa, e non ne ha parlato nessuno, ma su Analisi Difesa lo trovate, spot pubblicitario, l'amministratore delegato delle industrie aerospaziali israeliane ha detto: noi produciamo i missili, lavoriamo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ma Israele è oltre un anno che ne spara troppi. Perché? Perché ci sono i razzi di Hamas, i razzi di Hezbollah, i missili iraniani, non riusciamo a stargli dietro. Fateci caso, l'Iran bombarda, risponde a Israele con quell'attacco il 1° ottobre e mette a segno almeno 40 missili, quelli più veloci, ipersonici con la testata manovrabile, su diversi obiettivi: un'importantissima base radar con radar americano e 2 importanti basi aeree israeliane. Israele minaccia rappresaglia, risponderemo, ma risponde solo il 27 ottobre, cioè fa passare quasi un mese. Tra l'altro il 27 ottobre è il primo anniversario dell'attacco israeliano a Gaza. 7 ottobre l'attacco di Hamas, il 27 gli israeliani entrano a Gaza. Vi do dei dettagli perché è nei dettagli che secondo me si riescono a comprendere tante dinamiche, no? E perché il 27 ottobre? Perché 2 giorni prima era diventato operativo il sistema THAAD, che è un sistema di difesa antimissile che gli americani in tutta fretta hanno mandato a Israele. Quindi Israele ha risposto all'Iran nel momento in cui gli americani gli hanno assicurato una capacità di difesa. Questo significa che le scorte di munizioni israeliane cominciano a essere ridotte, così come noi stiamo perdendo, noi dico tutto l'Occidente, la guerra contro gli Houthi. È un anno e passa che gli americani e gli inglesi li bombardano e che noi, le flotte europee, intercettano i loro ordini, noi stiamo finendo le munizioni, loro continuano a lanciare. E l'altro giorno con Davide Guerra tedeschi che tornavano dal Pacifico, dove avevano attraversato lo stretto fra Taiwan e la Cina. I cinesi si sono arrabbiati, ma non tirano missili ancora, no? Quando sono arrivati all'imboccatura del Mar Rosso hanno detto no, ma noi giriamo intorno all'Africa perché è più sicuro. 2 navi militari tedeschi. Quella decisione ha sancito il trionfo degli Houthi, che dopo un anno e qualche mese, un anno adesso, in novembre hanno cominciato, hanno di fatto dimostrato che hanno messo in fuga non solo i mercantili ma anche la flotta tedesca. Allora c'è un problema militare serio che determinerà necessariamente il raggiungimento di accordi diplomatici. Israele non può replicare, secondo gli americani, il Central Command americano, l'Iran ha almeno 3.000 missili balistici. Se Israele non ha almeno 5.000 missili per provare a intercettarne 3.000 di balistici, ha perso. E se ha perso, così come l'Ucraina, adesso gli arriveranno 500 missili antiaerei dagli Stati Uniti, ma poi è finita. E il Wall Street Journal qualche giorno fa diceva, fonti anonime dicevano che al Pentagono sono preoccupati perché le scorte americane di missili antiaerei stanno finendo, perché sono 3 anni che riforniscono gli ucraini e più di un anno che riforniscono gli israeliani. E sulle scorte dei paesi europei è meglio non esprimersi. Quindi, se non abbiamo più le armi per combattere, se non abbiamo più nulla da dare agli ucraini, se non abbiamo più nulla da dare agli israeliani, la soluzione dovrà essere negoziata e Trump si muove per negoziare. Con chi? Con l'Iran, amico di Mosca, perché lui con Netanyahu è stato sempre amico. Hanno avuto uno screzio. Quando alle elezioni presidenziali precedenti Biden dichiara la vittoria e Trump la contesta, ve lo ricordate che Trump contestò per i voti? Netanyahu si affrettò a fare i complimenti a Biden. Questa cosa a Trump non gli è piaciuta tanto, non dicevano che sei tanto amico e poi sei già lì adesso che gli opportunismi in politica non sono una novità, però poi si sono riconciliati, ma non credo che il supporto di Trump a Netanyahu gli consentirà a Netanyahu di continuare a combattere all'infinito, anche perché hanno finito le munizioni, combattono grazie alle armi e alle munizioni che gli danno gli americani, oltre ai soldi. Solo nell'ultimo anno l'amministrazione Biden ha dato 9 miliardi di dollari in armi aggiuntivi a quelli già, ai 3,5 già previsti a Israele. Ma perché questa guerra non ha un senso? Avete capito voi dove vogliono arrivare gli israeliani? Qual è l'obiettivo? Cioè la guerra si fa per raggiungere obiettivi. Vogliono assicurarsi il controllo di un pezzo della striscia di Gaza per proteggere il sud.
vogliono riconquistare la fascia di sicurezza che avevano nel sud del Libano, vogliono cacciare i palestinesi della Cisgiordania. Tutto questo non è ancora chiaro e non è ancora stato attuato. Quindi io credo che Trump abbia tutto l'interesse a dare delle garanzie di sicurezza a Netanyahu, in modo che lui possa dire: oh, abbiamo vinto. Un mese fa il ministro della difesa israeliano, poi rimosso, ha detto: beh, a Gaza abbiamo già vinto, Hamas non ha più capacità militari, però l'altro giorno 4 soldati israeliani sono morti a Gaza e da lì sono partiti razzi su Israele e Israele ha bombardato Gaza perché c'erano i miliziani. Quindi quella guerra, anche Israele avrà bisogno di trovare una soluzione che non sarà militare, non potrà essere militare. Quindi nuovi dialoghi di pace con i palestinesi. Con Hamas sarà impossibile, però c'è già chi parla del fatto che Hamas potrà uscire dalla striscia di Gaza a testa alta, perché ha tenuto testa a Israele per più di un anno. Tutti pensavano che in 2 o 3 mesi avrebbe perso, e magari raggiungere un paese amico, non è più il Qatar, potrebbe essere la Turchia o l'Iran. E poi a quel punto Trump potrà negoziare con l'Iran, magari come mediatore il vecchio amico Vladimir Putin, però anche questo lo staremo a vedere. Un'ultima domanda, Sì. Potremmo stare qui ore, ogni tema si potrebbe approfondire. Un'ultima domanda a te, perché poi vorremmo coinvolgere, come sollecita con la sua possanza l'ammiraglio Domini, vorremmo coinvolgere qualche domanda del pubblico. La Cina, il fronte cinese è geostrategia, è geoeconomia? Come si attaglierà questa nuova amministrazione di fronte al colosso asiatico, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista anche militare delle tensioni su Taiwan? Sì. Qualche parola su questo e poi ci diamo la parola. Cerco di essere breve. Allora, su Taiwan io credo che con la Cina Trump punterà a un confronto che sarà economico-commerciale. Come verso l'Europa, anzi ancora di più, Trump lamenta il fatto che la Cina esporta in America molto di più di quello che l'America esporta in Cina, e quindi da lì i dazi che minaccia anche verso l'Europa, parliamoci chiaro. Io in questi giorni ho visto molta disperazione in Italia, in alcune forze politiche, in alcuni leader, anche in alcuni amici che conosco bene, e ho visto altre reazioni esaltate per la vittoria di Trump. Allora io penso che sul piano politico la vittoria di Trump rappresenta un grandissimo successo per il sovranismo, per cui questo è un dato di fatto. Però attenzione, Trump è un sovranista americano, cioè farà gli interessi degli Stati Uniti, che non sono i nostri, non saranno mai i nostri, o verremo accettati come amici finché compreremo F-35 americani, i J-Cup con gli inglesi, i giapponesi, forse agli americani non piace tanto. Cioè, quindi insomma, sì, va bene, sovranisti, ma non è un sovranista italiano, è un sovranista americano. E guarda caso, gli interessi degli Stati Uniti vengono portati avanti quelli fondamentali, indipendentemente dal colore delle amministrazioni. Faccio un esempio economico, anche se non sono un economista. Quello che l'America ha sempre criticato, anche verso la Cina poi, è che la Germania aveva un grande surplus commerciale, perché produceva a prezzi contenuti prodotti di alta qualità che vendeva sul mercato a prezzi molto alti, grazie al gas russo. Prima potenza manifatturiera d'Europa, la Germania, la seconda l'Italia. Quindi quando la Germania è in crisi, vedo qualcuno che dice che bello i tedeschi, se vanno in crisi i tedeschi, noi di certo non vediamo, però Obama veniva in Europa, andava dalla Merkel e la rimproverava di questo. Quando è venuto Trump all'America non gli ha neanche stretto la mano. Ve lo ricordate quel gesto scortese che insomma Obama, avvocato di Chicago, c'ha uno stile un po' più raffinato del Trump, no? Che è un po' più... neppure le ha stretto la mano, le ragioni erano le stesse, quindi gli interessi americani non cambiano, vengono perseguiti magari in maniera diversa. I Dem hanno cercato la destabilizzazione già da Obama in avanti delle aree energetiche necessarie non più a loro che erano autosufficienti, ma ai loro competitor, che siamo noi anche, noi e i cinesi. Destabilizziamo il Mediterraneo, il Medio Oriente, l'Ucraina, e dopo l'Ucraina che l'energia la comprano da noi. Questo è lo... Con la Cina la politica di Trump non cambierà, ma
oggi la Cina è parte di quel gruppo, dicevo prima i BRICS, che fa una politica globale. Chi ha visto il poco pubblicizzato da noi vertice dei BRICS di Kazan in Russia ha visto una serie di paesi, non si è mica fatto turismo lì si è fatto politica, e a suggellare l'importanza della cosa è arrivato in territorio russo a stringere la mano a Vladimir Putin, il segretario generale dell'ONU, Gutierrez. Se qualcuno ci ha fatto caso, si sono arrabbiati, ci sono 2 nazioni al mondo che non stringono la mano al segretario generale dell'ONU. Io non sono un fan dell'ONU, ho visto tante missioni di pace delle Nazioni Unite, quindi posso essere molto critico, però non mi pare di intravedere un'alternativa alle Nazioni Unite. 2 capi di Stato non stringono la mano a Gutierrez, Zelensky e Netanyahu, forse ho già detto tutto. Allora, il confrontarsi con la Cina richiederà un approccio globale di Trump verso il BRICS, e quindi uno strumento più. Concludo, piano militare, lo spauracchio dell'invasione cinese di Taiwan, per me è una boiata pazzesca, come diceva Fantozzi, però io non sono affidabile, perché, ve lo dico chiaramente, io ero convinto che i russi mai e poi mai avrebbero sacrificato i rapporti storici, politici, economici con l'Europa invadendo l'Ucraina, quindi mi sono sbagliato allora, può darsi che mi sbagli anche oggi. Per 2 ragioni lo dico però. Primo, perché sbarcare a Taiwan, ci sono 2 aree di Taiwan dove si può sbarcare, estremo nord ed estremo sud. Arrivarci con una forza anfibia che sbarchi 1 milione di uomini, beh, è un'operazione che pure gli americani nel Pacifico sbarcavano 1 milione di uomini. Cioè, ci sono 23 milioni di taiwanesi che combatterebbero per la loro casa. La Cina può distruggere Taiwan, conquistarla lo vedo molto difficile. Tra l'altro, ricordiamocelo, la potenza di una forza armata non si misura solo dal numero di carri armati, si misura anche dall'esperienza di combattimento. I cinesi non hanno mai combattuto. Oddio, una volta sì, nel 77 hanno invaso il Nord Vietnam, sono riusciti a vincere perché alla fine le postazioni nord-vietnamite finivano le munizioni dopo aver ammazzato un sacco di cinesi, cioè una guerra orribile, ondate di cinesi che alla fine avanzavano perché i vietnamiti finivano le munizioni, una guerra fatta nella maniera più orribile e anche meno intelligente, cioè la Cina non ha un'esperienza di combattimento, ha mezzi oggi sofisticati. Però chiediamoci una cosa, perché la Cina ha bisogno di Taiwan? Al di là del simbolo della riunificazione, che anche Taiwan chiede, anche Taiwan è per la riunificazione, certo ognuno vorrebbe riunificare l'altro, però ne ha bisogno perché col PIL di Taiwan la Cina diventa la prima potenza economica del mondo. Se la Cina distrugge Taiwan si trova 23 milioni di bocche da sfamare, è un paese da ricostruire. Ultimo dettaglio. Trump, a differenza di Biden che ha continuato a dare armi a Taiwan, ha detto che il fatto che Taiwan produca microchip in quantità così elevata rappresenta un elemento di forte concorrenzialità con gli Stati Uniti. Quindi anche qui ci sono i margini per un'intesa con Pechino che sia negoziata e che riguardi anche Taiwan. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Allora...